La formazione manageriale sulla sostenibilità sociale a questo punto diventa espressione della multidimensionalità che questo fenomeno assume. C'è un problema importante di competenze tecniche sulla sostenibilità sociale che vanno conosciute, vanno rafforzate e vanno continuamente innovate, ma c'è al tempo stesso una esigenza di formazione sulla cosiddetto mindset, cioè sulla capacità di pensare le diverse funzioni e le diverse competenze aziendali in senso sostenibile. Il futuro della formazione su questi temi dovrà essere in grado di fare insieme queste due attività. Come output di questo progetto presenteremo una sorta di modello organizzativo che forse potrà essere anche più di un modello organizzativo, perché magari realtà più grandi hanno certi tipi di necessità, realtà più piccole ne hanno altre, e andremo a definire quelle che sono le figure di riferimento all'interno delle organizzazioni e quali sono i percorsi che possono fare per andare ad agire nel pieno questo ruolo nuovo che in realtà un po' tutte le figure aziendali devono cominciare ad agire. È stato davvero interessante perché c'è stata davvero un'ottima partecipazione un po' a tutti gli eventi, anche quelli dove i temi magari erano quelli un po' più difficili, invece c'è stata un'ottima partecipazione, ma soprattutto si è innescato un meccanismo di collaborazione molto interessante fra di loro e quindi questi focus group sono diventati anche, se vogliamo, dei sistemi per scambiarsi delle esperienze, delle informazioni rispetto a elementi di criticità all'interno di progetti e di processi di introduzione della logica della sostenibilità nelle aziende di questi manager. La sostenibilità sociale è particolarmente importante oggi. La certificazione parità di genere va spinta anche per garantire le pari opportunità tra uomini e donne, ma soprattutto per favorire una generale inclusività. È questo che ci chiede il mercato, è questo che ci chiede in generale la cittadinanza. Abbiamo un vasto programma di formazione che facciamo attraverso le nostre società di servizi, Unicef, Forema e Punto Confindustria. Abbiamo creato appositamente l'Academy della Sostenibilità, nella quale proponiamo quotidianamente, direi, corsi di formazione specifici sulle diverse aree e competenze che sono necessarie. Alcune sono a pagamento, alcune sono gratuite. Per esempio abbiamo il mercoledì della sostenibilità e un mini master per il manager della sostenibilità che partirà il prossimo settembre. Fare aggregazione da questo punto di vista, sensibilizzare le comunità di dirigenti e quadri, che sono più di 1200 appunto nel territorio, soltanto su questi temi, facilitando percorsi di aggregazione, riunioni regolari dove le persone, dove appunto responsabili HR, responsabili supply chain si incontrano e per tematiche affrontano il tema della sostenibilità, condividono best practice e poi effettivamente si ispirano l'un l'altro. Questi insight poi fanno parte, vengono raccolti, il progetto Manager for People nell'emblema, in tutte quelle necessità che i dirigenti hanno e di cui poi Fondirigenti si fa carico nella strutturare poi percorsi formativi adeguati.